È uno degli interventi finanziato dai fondi del PNRR, il progetto di recupero del giardino storico di Villa Godi Malinverni sul Colle di Nonedo nel Vicentino. Una struttura imponente ma significativa, la prima progettata da Andrea Palladio tra il 1538 e il 1540. Ritorneranno nel loro nitido splendore i giardini palladiani con i terrazzamenti cinquecenteschi, il giardino segreto, le aiuole fiorite, la collezione di rose, il colonnato, le fontane. Finalmente, dopo tantissimi anni, riusciamo ad avere un qualcosa dal pubblico, in questo caso col PNRR. Sarà un anno di cantieri, ma riapriremo il parco su una nuova veste completamente. Quindi nuove attrattive per il turismo, sia locale che internazionale. Insomma, l'obiettivo di portare la prima villa di Andrea Palladio all'antico splendore, forse ci siamo. Devo dire, il lavoro dei consulenti, degli architetti in prima linea è stato veramente dura, però ci siamo riusciti. È un grande obiettivo, siamo arrivati 20esimi in tutta Italia, quindi è un risultato fantastico. E adesso si inizia a lavorare. Abbiamo davanti un anno e mezzo, non di più, per fare una serie di cantieri sia sul parco, sia sui giardini, sia sulla vecchia cedraia, quindi anche sulla parte di edifici. Ci sarà un orto botanico, il recupero e il restauro di tutti i percorsi d'acqua, delle fontane, dei due laghi che fanno parte del parco. Ricordiamoci che il parco sono più di 8 ettari, quindi una proprietà molto molto grande che deriva poi addirittura dal Palladio dal 1540. Il recupero sarà coordinato dal Ministero della Cultura, ma per la villa significa offrire nuove prospettive di fruizione al pubblico, che potrà perdersi anche lungo percorsi pedonali e la carrozzabile della porzione di parco ottocentesco in stile romantico all'inglese attribuito all'architetto Antonio Caregato Negrin. Noi prepareremo poi tutto anche un materiale informativo che sarà aggiornato, sarà reso più internazionale, una campagna di comunicazione fatta anche ovviamente in lingua inglese. Vorremmo avere come target anche internazionale da intercettare in primis tutto il turismo britannico, ricordiamo anche l'amore per l'Inghilterra, per il Palladio, ma anche quella storia dell'Inghilterra si intreccia con quella di questa villa, dato che principi di Galles sono stati qui durante il primo conflitto mondiale, e quindi c'è anche tutto Vera Brittain ha fatto anche i suoi scritti riguardanti la provincia di Vicenza, che è stata una delle prime grandi scrittrici donne inglesi, quindi vogliamo anche un po' riagganciare il turismo inglese ma anche americano. Ma il Palladio, e non in Italia ma negli Stati Uniti, è stato decretato nel 2008, se non sbaglio, architetto nazionale, perché appunto dai suoi disegni la Casa Bianca è stata progettata, una cosa che in Italia non è stata fatta. Quindi vogliamo proprio sfruttare questo enorme interesse del mondo anglosassone verso il Palladio e portarlo nel suo luogo d'origine, ovvero il luogo di Vicenza e la provincia di Vicenza. Il progetto di un pool di architetti del territorio coordinati da Nazareno Leonardi. Ci stiamo ovviamente lavorando ormai da un anno con un team di progettazione molto articolato, dove ci sono varie competenze. Quello che è il nostro obiettivo principale è di conservare il parco, di tramandarlo alle prossime generazioni, introducendo una serie di siepi, di aiuole fiorite, di alberature, di arbusti, ovviamente in sintonia con quelli che sono gli elementi storici del paesaggio veneto, ma soprattutto legati molto alla stagionalità, perché il parco sia utilizzabile e fruibile in tutto l'anno. Il turismo a cui pensiamo ovviamente sono i tanti appassionati di fiori e di botanica che ci sono in Italia, che qui potranno trovare ovviamente delle cose particolari. Abbiamo anche un giardino segreto del Palladio con una vera da pozzo del Cinquecento, dove pianteremo delle piante assolutamente rare e quindi qualcosa di straordinario che si potrà vedere solo qui. Ma abbiamo in mente una stagionalità, quindi alcuni mesi in marzo-aprile, altri in maggio-giugno, poi nel periodo del fogliage, in modo che il parco sia visibile in tutti i periodi dell'anno. C'è stata fatta una ricerca storica, soprattutto iconografica, che è durata un anno, dove abbiamo potuto ricostruire tutte le fasi di trasformazione degli edifici ma anche delle strutture esterne. È lo stesso Palladio che dice che qui il proprietario Girolamo De Godi ha investito tantissimi soldi per trasformare questo luogo bellissimo, il Colle di Lonedo, ma lo ha fatto ovviamente pensando anche ai giardini e alle aree esterne.